Buona giornata, rassegna stampa di TG Plus per il 7 giugno. Si parte subito dalla provincia di Padova con il Mattino. Salute e sanità pubblica, la protesta dei sindacati, una staffetta organizzata da CGIL e CISL-UIL per sensibilizzare le persone sul calo di investimenti, pochi medici, infermieri stanchi e poco retribuiti, così è la tempesta perfetta. Questo compare nella prima pagina del giornale di Padova. 37 opere d'arte nella fotonotizia, il lascito di Superwalls, l'intelligenza artificiale aiuta 19 studenti. Dopo il Covid, quadruplicati i casi di disturbi alimentari. Questa tra l'altro è una notizia che è perfetta per un approfondimento. Abbiamo anche gli ospiti che potrebbero parlare di questo argomento. E tornano le torture dei poliziotti, 5 arresti e 17 indagati, notizie che comunque troviamo un po' su tutti anche gli altri giornali del Veneto, come per esempio sul Gazzettino, che apre con la ragnatela della droga dei 26 arresti. Ieri c'è stato questo grande blitz riportato un po' da tutti gli organi di stampa, ma vedete che anche qui Verona shock, in questura accusati di tortura 5 agenti. Ne abbiamo parlato poco fa. In Veneto, giovani dottori sì all'aumento dei pazienti. Migranti, la Unione Europea dia risposte, emesso dal Presidente dell'Europarlamento. Per molti cittadini è il problema primario, dobbiamo risolverlo. Si parla medici di base nord-est, fiducia alta ma in calo. Torna l'orso, un orso avvistato nelle prealpi trevigiane, e questa torna nella fotonotizia. Andando a vedere anche il Corriere del Veneto, 5 agenti arrestati per tortura, apre così anche il Corriere. Verona altri 18 trasferiti. In quest'ora dura indagare su colleghi, ma la polizia è trasparente. Dalla parte politica c'è un Tosi che dice il reato va rivisto, più garanzie ai poliziotti. La sinistra chiede subito bodycam sulle divise. Sarebbe interessante sentire anche Tosi, non è detto che non sia un approfondimento di oggi. PNRR, il Veneto passa l'esame, ora arrivano altri fondi. E ancora si parla di Electrolux, firmato l'accordo, in fabbrica entra il timer. Nel blitz antidroga uno dei fermati si uccide. La pagina di Padova di Notizie Plus è la settimana di novità per la ZTL, il punto della situazione. E poi vediamo che c'è questo PNRR, fondi di coesione, con l'incontro tra Fitto e Zaia. Se voi comunque entrate nella pagina di Notizie Plus potete trovare anche le dichiarazioni che ha fatto Zaia. Come sentite, potete sentirle comunque con tutta calma e con tutta tranquillità durante la giornata. È tutto.